Al via da oggi la campagna di prevenzione e diagnosi precoce per la prevenzione dei tumori della mammella, del colon retto e della cervice uterina, lanciata dall'ASP di Agrigento con una capillare campagna stampa. Preparato anche uno spot diffuso dalle TV locali e dai maggiori siti internet. Testimoni hanno scelto la squadra SEAP Pallavolo, presente stamani alla conferenza stampa tenuta dal dottor Giorgio Giulio Santonocito nella qualità di direttore generale dell'ASP di Agrigento. È una ripartenza, l'ASP e la sanità agrigentina bisogna ripartire, vuole ripartire veramente dallo screening mammario, dal cervicocarcinoma, dal tumore del colon retto. Sono gesti semplici da fare, strisciare sulla carta igienica per il colon retto, andare a fare lo striscio per le signore per il cervicocarcinoma, una radiografia alla mammella, poco più. Gesti semplici che veramente possono salvare la vita a tutti noi. Io vi prego di veicolare questo messaggio, di esporlo in tutte le vetrine possibili e in modo assolutamente ossessivo. La sanità ha questo grande pregio in Italia di essere una sanità aperta a tutti, pubblica, una sanità gratuita. Questo è un passaggio importantissimo che consentirà a tanta gente di salvare la propria vita o di avere anche un decorso della propria malattia fausto, cioè semplice, anziché arrivare troppo tardi, scoprirlo troppo tardi e avere un decorso ben più complesso o perdere addirittura la vita. È assolutamente fondamentale coinvolgere quanta più gente possibile e i mass media in particolare, perché sono il veicolo attraverso cui in maniera efficace si riesce a raggiungere la popolazione target e si fa una sorta di sensibilizzazione delle coscienze in maniera efficace ed efficiente tale da poter conseguire i risultati che noi ci attendiamo. Ecco, questa idea so che è partita da voi l'avete fortemente voluta, ecco, quali saranno gli obiettivi che pensate di raggiungere? Gli obiettivi sarà sicuramente un miglioramento delle coperture di screening per tutti e tre gli screening. Il lavoro si doveva fare, c'era tanto da sistemare, da assestare, così come ha detto il direttore, quindi lavorare con gioia, perché no? Il video rappresenta questo, è un po' entrare nella casa di tutte le persone che vivono nella nostra provincia e coinvolgerli e far capire che un piccolo gesto come rispondere a una lettera di screening può dare salute, e quindi questo era il messaggio, lavorare con entusiasmo poi è il nostro credo. L'idea anche di essere coinvolti voi come squadra è un messaggio che sicuramente arriva anche ai più giovani, Presidente. Sì, ai più giovani e alle persone sane, perché chi pratica sport è sottoposto a controlli periodici, quindi è un messaggio che l'ASP vuole far veicolare, che prevenire è sempre meglio che curare. Quando ci hanno chiamato noi siamo stati pronti e felici di essere testimonial di questa campagna di sensibilizzazione.